Grazie a tutti, buongiorno, grazie a tutti i consoci per questa proposta di condividere con voi questa presentazione. Dunque, seguirò anch'io il suggerimento sulla concisione e il ritmo nella presentazione. Quello di cui vorrei discutere con voi oggi è in realtà il risultato di un progetto di ricerca triennale, quindi che insomma, ha richiesto una certa quantità di lavoro di tempo, un network internazionale di scienziati appartenenti alle discipline più diverse, ma naturalmente nella cornice evoluzionistica. Io mi occupo di modelli evoluzionistici, in particolare applicati all'evoluzione umana e modelli macroevolutivi. Questo progetto di ricerca ha portato alla pubblicazione qualche settimana fa di un volume per la University of Chicago Press, che è Evolutionary Theory Hierarchical Perspective, una prospettiva gerarchica. Siamo molto contenti perché poi qualche settimana fa la rivista Science ha deciso di dedicare a questo lavoro una pagina di recensione e di discussione dei risultati. Ed è un po' questo di cui volevo discutere con voi. Allora, questo è un libro a più mani, con più di 25 autori che hanno contribuito a diversi capitoli, spesso anche con co-authorship, e come vedete da questo elenco molto generale si occupa di temi veramente molto ampi, accomunati però da questa idea molto semplice che adesso cercherò di raccontarvi con un esempio soltanto, perché altrimenti sarebbe davvero impossibile, troppo lungo. Che cosa succede se concepiamo i processi evolutivi come dei fenomeni che avvengono a più livelli? Ora, noi sappiamo che quando studiamo la vita, e in particolare le trasformazioni del vivente, dobbiamo considerare anche intuitivamente molti livelli, che vanno da quello molecolare, da quello che succede all'interno le trasformazioni all'interno del genoma, e poi ciò che accade nell'interfaccia tra il genotipo e il fenotipo, e poi il comportamento degli organismi, e poi gruppi di organismi, e poi specie, e poi tante specie dentro gli ecosistemi. Insomma, anche intuitivamente è chiaro che il processo evoluzionistico avviene giocando su più livelli. Il tema del libro è proprio capire che cosa succede quando questi livelli interagiscono tra di loro. Quando un fenomeno, per esempio, che accade a livello genetico si trasferisce a un livello più alto, e così via poi per tutti gli altri esempi che vi ho fatto, oppure il contrario, è quello che adesso vi racconterò, cioè fenomeni di larga scala che poi si trascinano e hanno effetti sui livelli inferiori. Qui vedete soltanto proprio i titoli di molti dei temi di cui discutiamo, per esempio ve ne cito soltanto uno. In questo libro si discute molto del fatto che oggi ci sono molte evidenze del fatto che la selezione naturale, il meccanismo selettivo che è il motore fondamentale dei processi evolutivi, probabilmente non avviene soltanto a livello di organismi, come pensava Charles Darwin un secolo e mezzo fa, ma avviene a più livelli, e l'interazione tra questi livelli è molto importante per costruire modelli aggiornati sui processi evolutivi. Io come esempio ho scelto quello che vedete sotto, cioè l'estinzione di massa, perché forse è quello più semplice, forse più diretto, per farvi capire con un esempio pratico, con un caso, ciò di cui stiamo parlando. E per farlo faccio un grande passo, brevemente, insomma, un passo all'indietro nel tempo, non di un secolo e mezzo, ma di 2 secoli, perché questa è una storia molto interessante da raccontare anche in chiave proprio di storia delle scienze, di epistemologia, di storia delle idee, anche se volete, perché nei primi 20 anni dell'Ottocento, come probabilmente molti di voi sanno bene, un grandissimo paleontologo, un grandissimo anatomista, uno dei fondatori della scuola francese, anche di anatomia comparata, Georges Cuvier, pubblicava tra le sue varie opere questo famoso discorso sulle rivoluzioni della superficie del globo, dentro il quale si trovava a quel tempo una chart, un'immagine come quella che vedete qui grande al centro, nella quale, per farla breve, Cuvier che cosa spiega? Spiega che facendo un'indagine sulle stratigrafie, in particolare proprio vicino a Parigi, nel bacino della Senna, lui aveva individuato questo strano andamento sul lunghissimo periodo delle trasformazioni del vivente. Sapete che già a quel tempo c'era una chiara percezione del cosiddetto tempo profondo, no? Del fatto che noi oggi, quello che vediamo noi oggi, è una piccolissima pellicola, come scrisse proprio Darwin nei suoi taccuini, una pellicola sottilissima che galleggia sopra un oceano sconfinato di tempo. Ma cos'è successo in questo oceano sconfinato di tempo? Secondo Cuvier, proprio basandosi su osservazioni come quelle che vedete qua, l'evoluzione, a quel tempo un termine che naturalmente non si usava, diciamo il tempo profondo era caratterizzato da un'alternanza di lunghi periodi durante i quali, dice Cuvier,
le faune e le flore rimangono sostanzialmente stabili, con piccole modificazioni al loro interno. Poi momenti drammatici, che vedete chiaramente indicati in quelle sezioni più corte e trasversali, durante le quali, dice Cuvier, c'è un turnover, c'è una sostituzione di specie drammatica, rivoluzionaria appunto. Poi Cuvier diede un'interpretazione, una spiegazione di queste rivoluzioni del globo, naturalmente poi rifiutata a quel tempo, cioè creazioni successive, quindi diede un'interpretazione di tipo creazionista, attribuita in particolare a diluvi, cioè catastrofi portate dall'acqua, l'ultima delle quali il diluvio universale. Ora, questa aggiunta di questa interpretazione creazionista naturalmente non ha giocato a favore di Cuvier e negli anni successivi le sue idee sono state sostanzialmente contestate e, diciamo, abbondantemente considerate superate e dimenticate. Però, questa è una cosa strana, interessante nella storia della scienza, resta il dato empirico di per sé, nella sua purezza, cioè quello che lui aveva visto realmente nel bacino della Senna, e cioè questo andamento con questi lunghi periodi di faune e flore coerenti con se stesse, interrotte da questi momenti drammatici, dopo i quali le faune e le flore sono sostanzialmente diverse da quelle che vedete nel periodo precedente. Questo era un dato puro di per sé, dimenticato completamente perché nella storia poi della geologia, o diremmo oggi della paleontologia, prevale una visione diversa, sulla base di motivazioni peraltro serissime dal punto di vista metodologico. Prevale il cosiddetto uniformitarismo di Charles Lyell, che vedete lì sulla sinistra, il grande avversario di questa visione catastrofista di Cuvier. Questo è uno dei tanti passaggi che trovate nei Principi di geologia, nell'edizione, una delle ultime del 1854. Ricordo che Charles Darwin si portò durante il suo viaggio in giro per il mondo i volumi di Lyell, che quindi ebbero una grande influenza anche poi sulla visione darwiniana dell'evoluzione. E per farla breve, il principio di Lyell è esattamente l'opposto dal punto di vista metodologico di quello di Cuvier, cioè cosa dice Lyell? Noi quando guardiamo il tempo profondo, lo interpretiamo, non dobbiamo mai presupporre che nel tempo profondo ci siano stati degli eventi speciali, degli eventi eccezionali, che richiedono delle cause particolari che non possiamo vedere oggi. Il principio metodologico dell'attualismo o uniformitarismo è che tu per spiegare quello che è successo nei milioni di anni devi semplicemente devi osservare quello che succede oggi sulla superficie del globo e moltiplicare gli effetti di quello che vedi oggi per tanto tempo. Attualismo, cioè studiare oggi, attualmente, quello che si applica poi come causa, come spiegazione nel passato. Ho scelto questa frase perché è particolarmente, vedete, screditante, addirittura dice che la scuola francese è un esempio di indolenza, è un esempio di non spiegazione, è un esempio di quando uno scienziato, anziché spiegare le cose, taglia il nodo gordiano con una spada anziché cercare di scioglierlo. Quindi addirittura contrappone, diciamo, la serietà metodologica della scuola britannica alla indolenza metodologica della scuola francese. Ripeto, Lyell propone questa visione che poi diventa dominante per un secolo e mezzo, con ottime ragioni, nel senso che il rigore metodologico proposto da questa scuola è fuori discussione e sapete che Darwin, prima di pubblicare L'origine delle specie, dichiara nei suoi taccuini di voler fare esattamente quello che Lyell fece per la geologia, per la biologia, no? Quindi applica sostanzialmente lo stesso principio che aveva imparato dal suo maestro, perché Lyell è stato uno dei suoi mentori fondamentali, alla biologia. Le sorprese però nella storia della scienza non mancano, perché passa molto tempo e ciò che Cuvier aveva visto nel 1812, per la precisione, nel bacino della Senna, si rivela di inaspettata attualità. Se prendete una schema come questo, ho preso nel 2009, ce ne sono anche di più precisi, ma era per essere più intuitivo e più divulgativo possibile. Qui vedete il tempo, davvero il tempo profondo, questa volta misurato più precisamente di quanto non potesse fare Cuvier 2 secoli fa. Questo in particolare è un tempo profondo di 500 miliardi di anni, quel 542 sono milioni di anni, vedete che scorrono da sinistra verso destra e arrivano fino all'oggi. E la misura che vedete in ordinata sono diverse tra di loro, misurano la biodiversità in termini di tutti i generi oppure di generi ben risolti, adesso lo faccio molto breve. In rosso vedete questo trend interessante, di cui poi vi accennerò uno spunto alla fine. Vedete che se noi prendiamo una visione così veramente di grande insomma, molto, molto ampia, macroevolutiva, vedete che la biodiversità, almeno negli ultimi 200 milioni di anni sulla Terra, ha avuto un'impennata, è cresciuta tanto. E quindi ci sono molte più piante, animali e microrganismi oggi sulla Terra di quanto non ce ne siano mai stati
in tutto l'ultimo mezzo miliardo di anni, cioè con l'inizio del Cambriano e con l'inizio della vita pluricellulare. Non facciamoci però ingannare perché in questa chart mancano l'ultimo quarto d'ora dell'evoluzione, cioè quello in cui Homo sapiens diventa preponderante, perché altrimenti vedremmo un crollo molto recente che ci riporta molto più sotto, molto più indietro. Però vedete, il fatto interessante che potete vedere bene seguendo i triangoli gialli e poi in seconda battuta quei triangolini più piccoli azzurri, blu, vedete che soprattutto nei punti gialli ci sono dei momenti ricorrenti, almeno 5 in questa storia del lungo periodo, in cui la biodiversità crolla improvvisamente. Vedete proprio delle scarpate, no? Dei crolli. Guardate per esempio cosa succede 251 milioni di anni fa, come ha detto una volta Michael Benton, un grandissimo paleontologo che studia proprio questi processi, lì quella volta ci è mancato davvero poco che non finisse tutto, perché lì la vita ha raggiunto veramente un picco minimo, secondo Michael Benton, non più del 10%, 15% degli esseri viventi sono sopravvissuti, eppure il motore dell'evoluzione, con fatica, lentamente, è ripartito in ogni caso e vedete che poi il motore dell'evoluzione è tornato a produrre una grande biodiversità. E poi però di nuovo ricorrentemente interrotta da questi momenti drammatici. L'ultimo, lo vedete, a 65,3 milioni di anni fa, è quell'ultima scarpata che vedete sulla sinistra, nota a tutti perché è l'ultima grande estinzione di massa che porta alla scomparsa quasi, oltre che di molte altre forme viventi, di quasi tutti i dinosauri che vivevano sulla Terra, tranne quelli che poi daranno origine alla storia degli uccelli, quindi tutti i dinosauri non aviani. Allora, la domanda di fondo, da un punto di vista evoluzionistico, è: quegli eventi che vedete nei punti gialli, nei triangolini gialli, si possono spiegare come semplicemente una, diciamo così, un'accelerazione di quello che succede normalmente nell'evoluzione? Quindi una somma di eventi normali? Oppure lì succede qualcosa di particolare? Quindi, per dirla molto semplicemente, aveva ragione Lyell, per cui dobbiamo semplicemente immaginare una somma di piccoli eventi, o aveva ragione Cuvier quando diceva, pur interpretandola scorrettamente, che nella storia profonda succede a volte qualcosa di particolare, di eccezionale? La stessa cosa la vedete qui, non la faccio breve, la stessa visione, no? Anche questa è una chart molto ben fatta, il tempo scorre da sinistra verso destra e vedete la biodiversità che cresce, forma questa pancia, però ricorrentemente si stringe improvvisamente, poi riparte e poi si stringe di nuovo. E vi ricordo, lo vedete bene qui, che queste estinzioni di massa non sono eventi irrilevanti dal punto di vista di come per esempio anche oggi la biodiversità è composta, perché gli estinti di un'epoca erano i sopravvissuti alla estinzione precedente. I dinosauri erano figli di una storia di diversificazione a partire dai sopravvissuti di una e anche due estinzioni di massa precedenti. E, come fece notare tempo fa anche Stephen Jay Gould, ci sono buone ragioni per pensare che se non ci fosse stata l'ultima estinzione di massa, quella di 65,3 milioni di anni fa, noi oggi non saremmo qui a parlarne perché la storia avrebbe preso tutt'altra direzione e quelle nicchie ecologiche sarebbero state occupate, abitate da altri organismi. Io ricordo che Stephen Jay Gould durante il dottorato negli Stati Uniti faceva sempre vedere non una slide, ma quelle che si usavano una volta, le trasparenze, dove c'era una classe di dinosauri, dove c'era il professor dinosauro che spiegava, vedete, i mammiferi si sono estinti alcune milioni di anni fa, ed era tutta una storia alternativa di come sarebbero andate le cose se non ci fosse stato quel meteorite a estinguere i dinosauri. Allora, anche qui lo rivedete nello stesso modo, è molto efficace. Se vedete quella banda verde sotto, quelle sono le estinzioni che succedono normalmente nell'evoluzione, perché ovviamente non l'ho detto ma lo do per scontato, l'estinzione è un fenomeno normale nell'evoluzione, è il lato B dell'evoluzione, è fondamentale perché libera spazio per nuove specie, ma vedete che ogni tanto ci sono questi picchi enormi, altissimi, che si stagliano come degli eventi chiaramente differenti, qualitativamente oltre che quantitativamente, rispetto alle cosiddette background extinction, cioè il fenomeno normale di estinzione dovuto a competizione con altre specie, a cambiamenti ambientali troppo veloci o a riduzione eccessiva delle popolazioni. Lì succede qualcosa di particolare, sono molto intense, sono relativamente rapide, stiamo parlando di alcune, in alcuni casi le più veloci, alcune decine di migliaia di anni, è una rapidità naturalmente paleontologica, non stiamo parlando di qualcosa che succede dall'oggi al domani, hanno una scarsa selettività, anche questo è molto interessante, cioè ci siamo chiesti ma chi sopravvive a questi
momenti drammatici di turnover. Sopravvive il più adatto o sopravvive quello che si trova nel posto giusto al momento giusto? Io ho fatto 2 anni fa questa domanda proprio a Michael Benton, lui mi ha risposto per il 30% non il più adatto, ma il più flessibile e il più opportunista, e per il 70% chi si trovava nel posto giusto al momento giusto, cioè fortuna, buone chance. Quindi un elemento di casualità, di contingenza è molto forte che noi chiamiamo scarsa selettività, perché non è che non è vero che non agiscono processi selettivi, ma hanno meno potere in queste fasi. Ed è facile da spiegare perché noi chiamiamo questo modello delle different rules, cioè è come se qualche volta nell'evoluzione molto rapidamente le regole del gioco cambiassero. E se cambiano troppo velocemente le regole del gioco, chi è che ne soffre di più? Chi era più specializzato e più forte con le regole del gioco precedente. Quindi ci aspettiamo che più sei specializzato, più fai fatica a sopravvivere a questi grandi turnover di specie nella biodiversità. Non è una semplice intensificazione quindi di cause ordinarie. Noi di solito ricorriamo per spiegare questi fenomeni su larga scala a grandi eruzioni vulcaniche, a cambiamenti climatici, cambiamenti nella concentrazione di ossigeno nelle acque, per esempio, che è stato molto importante, e in atmosfera, alla deriva dei continenti e in alcuni casi, come sapete, come abbiamo detto, anche a impatti di asteroidi sul pianeta. Dibattutissimo tema, adesso non ho tempo per approfondirlo, ma sapete che quando venne proposto per la prima volta su Science l'idea che un asteroide potesse essere stata una concausa dell'estinzione dei dinosauri, ci fu un dibattito che andò avanti per 15 anni, l'ipotesi fu radicalmente rifiutata dalla comunità paleontologica, poi però quando ci fu una convergenza di dati che non potevano portare che in questa direzione, fu, ma con molta fatica, accolta, perché era la prima volta, se ci pensate bene, che un fenomeno raro, improbabile per un evoluzionista, non per un astrofisico, per il quale invece è del tutto plausibile, ma esogeno, cioè esterno alla Terra, si scopriva essere così importante per un fenomeno legato all'evoluzione sul pianeta. Quindi prima si era proprio nell'ottica di Lyell prediletto invece il ricorso a cause endogene necessariamente. Qui invece c'era anche una causa esogena. Allora, quello a cui poi verrò anche a un paio di pubblicazioni recenti alle quali ho contribuito anch'io da questo punto di vista, molti studiosi oggi pensano che per spiegare questi fenomeni evolutivi così importanti, anche se rari, però comunque ricorrenti, sia necessario ricorrere appunto non semplicemente a una accelerazione di fenomeni normali, ma a un processo che è stato così intuitivamente, così suggestivamente chiamato modello della tempesta perfetta, che si spiega in questi termini, cioè quando avviene un'estinzione di massa? Probabilmente avviene quando un complotto, diciamo, una convergenza di fenomeni estremamente sfavorevoli dal punto di vista di chi abita in una certa epoca la Terra, vengono a trovarsi tutti insieme. Cos'è una tempesta perfetta? Non è semplicemente una tempesta molto forte, è una tempesta che avviene raramente, non so, quando 2 uragani si vengono a fondere insieme, insomma, quando qualcosa di veramente molto particolare viene ad accadere. E in particolare le 3 condizioni che si trovano in tutte le estinzioni di massa, perché poi il nostro mestiere è trovare dei modelli. Modelli vuol dire, possiamo dire che tutte le estinzioni di massa si possono spiegare con un modello comune? Magari no, magari sì, quindi questo è un po' il tema nostro. Quello che si nota in tutte le estinzioni di massa è che tutte le volte ci sono questi 3 fattori coincidenti, che raramente coincidono, ma in questi casi sì. Cioè cambiamenti climatici accelerano di velocità, ci sono alterazioni consistenti nella composizione dell'atmosfera in termini di ossigeno, ma anche di CO2 e di altri gas, e poi quando ci sono queste 2 condizioni insieme, se subentra una terza condizione, cioè uno stress ecologico particolare di intensità abnorme, si scatena, scoppia l'estinzione di massa, si scatena l'estinzione di massa, che viene definita, vedete, come la perdita di più di 3/4 delle specie in un intervallo geologico relativamente corto, questa definizione che noi usiamo. I paper che descrivevano per la prima volta questo modello della tempesta perfetta si concludevano con una domanda interessante. Vi ricorda qualcosa? Cambiamento climatico accelerato, composizione dell'atmosfera che cambia in un modo veloce e uno stress ecologico molto intenso che ha un nome e un cognome, Homo sapiens. E infatti, se vedete questo Nature, che è uscito qualche anno fa, guardate la domanda, che è molto diretta: non sarà che la 6ª estinzione di massa è già arrivata? A cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che se noi consideriamo la perdita di biodiversità
a partire, qui dipende dagli studi, o dall'invenzione dell'agricoltura in avanti, cioè dalla domesticazione di piante e animali in avanti, quindi diciamo 10 millenni, 11 millenni, oppure dall'età moderna in poi, quindi gli ultimi 500 anni, comunque la si prenda e si fa l'estrapolazione, si vede che la perdita di biodiversità attuale è del tutto comparabile a quella delle grandi estinzioni di massa del passato. Se poi ci chiediamo se le condizioni di una tempesta perfetta ci sono oggi, la risposta, come vedete, su Nature era positiva, e la risposta, vedete, è che i risultati confermano che se andremo avanti in questa direzione, stiamo facendo, diciamo, di tutto per entrare nella sesta estinzione di massa, che a differenza delle precedenti 5 è antropica, cioè è prodotta dalle attività di una sola specie. Qui vedete uno degli schemi che sono stati proposti e poi aggiornati successivamente. Quella linea nera che vedete sulla destra è il limite oltre il quale consideriamo l'evento un'estinzione di massa, e se considerate le percentuali di estinzione nei vari gruppi che vedete sulla sinistra, ci stiamo velocemente appropinquando, avvicinando a quella linea nera. Vi consiglio su questo, se vi interessa, un libro molto bello che ha vinto il Pulitzer per la science writing, non fiction, per niente purtroppo, 2 anni fa, è questo di Elizabeth Kolber, che si intitola proprio La sesta estinzione, una storia innaturale, che è uscito poi recentemente anche in italiano ed è molto, molto ben scritto e vi descrive bene tutte queste storie. Questo poi è una conferma triste, molto preoccupante, è uscita invece più recentemente, 2 anni fa, su Science. Un intero speciale di Science è stato dedicato a dei calcoli ancora più precisi, perché tutti i calcoli che avete visto prima su Nature erano fatti a livello di specie, e torniamo al tema dei livelli adesso, cioè alla quantità di specie. Il gruppo invece di Stanford, diretto da questo bravissimo ecologo che è Rodolfo Dirzo, ha invece cominciato a fare dei calcoli a livello anche di abbondanza di popolazione all'interno delle specie, quindi molto più preciso, se volete, è sceso di livello, e i dati però sono addirittura ancora più preoccupanti, perché si scopre che anche negli invertebrati, che pensavamo essere più resistenti a questo tipo di processi, in realtà, secondo il gruppo di Stanford, mediamente dal 30 al 35% di calo dell'abbondanza si nota trasversalmente, oltre, lì vedete un po' delle percentuali preoccupanti, oltre al calo fortissimo, drammatico, che c'è negli anfibi e in molti altri gruppi. Tant'è che Rodolfo Dirso propone, vedete in questo paper, non solo riprende un neologismo che è antropocene, che come sapete oggi viene discusso e c'è la seria proposta di introdurlo invece ufficialmente nel timing geologico, ma introduce anche un altro neologismo che è defaunation, cioè la defaunazione, oltre che la deforestazione, cioè stiamo spolpando il pianeta sostanzialmente, stiamo riducendo le faune in un modo preoccupante, che è del tutto equiparabile alle 6 estinzioni, alle 5 estinzioni di massa precedenti. Questi sono 2 miei lavori recenti, uno uscito sulla rivista dell'Accademia dei Lincei e l'altro su Elsevier, dove sostanzialmente la proposta è quella di considerare come una delle componenti fondamentali dell'antropocene che andremo adesso a definire anche questo crollo della biodiversità, cioè tra gli impatti globali che Homo sapiens sta imponendo al pianeta dobbiamo ufficialmente considerare anche la sesta estinzione di massa dentro la quale stiamo entrando. Ed è l'ultima domanda, poi chiudo. Perché, cosa c'entra questo con la visione multilivello e qual è il ruolo evoluzionistico delle estinzioni di massa? E come possiamo interpretarle, diciamo, come possiamo integrarle dentro l'attuale teoria evoluzionistica? Vi ho detto prima che Charles Darwin era un gradualista molto coerente. Lui non tollerava la possibilità che esistessero catastrofi, lo dice proprio espressamente. Nell'Origine delle specie dice: dove voi nell'evoluzione vedete esplosioni rapide e catastrofi improvvise, quindi crescita di complessità, di diversità e crollo, vi state ingannando. In realtà state semplicemente osservando un fenomeno di cui non conoscete bene le fasi precedenti. Ma quando osserverete le fasi precedenti vedrete che è un fenomeno in realtà lento, graduale e progressivo come tutti gli altri. E fece una famosa predizione rischiosa, disse: se invece scoprirete che le catastrofi esistono per davvero, dovrete prendere la mia teoria e buttarla via e archiviarla. In realtà si sbagliava, doppiamente si sbagliava, perché innanzitutto non era vero che tutti questi eventi sono preceduti da una lenta preparazione, quindi si sbagliava nel merito, ma si sbagliava anche nelle conseguenze teoriche, nel senso che oggi abbiamo scoperto che queste catastrofi esistono, sono molto importanti, ma non per questo dobbiamo buttare via la teoria dell'evoluzione neodarwiniana. Perché?
perché possiamo interpretare tutto ciò in questo modo. Ecco il modello appunto che è al cuore del libro di Chicago University Press e della recensione su Science che dicevo all'inizio. Ve la faccio vedere con 3 chart molto, molto semplici, spero. La proposta è questa: provare a concepire questi fenomeni che vi ho descritto, ma anche molti altri che c'erano nella prima slide, come facenti parte di una sorta di processo multilivello, in particolare considerando i processi evolutivi come se avvenissero lungo 2 gerarchie di livelli, cioè 2 stratificazioni di livello. Una è quella evoluzionistica, cioè quella, diciamo, che porta nell'evoluzione al trasferimento, all'organizzazione, al compattamento e alle modificazioni dell'informazione biologica. Diciamo la parte genetica, se vogliamo essere molto, molto semplici, che poi si impacchetta negli organismi, nelle popolazioni, nelle specie e nei taxa monofiletici. Ed è il gioco evolutivo, diciamo, dal basso verso l'alto, che ha la selezione naturale come suo motore e che porta a molte trasformazioni importantissime in campo evoluzionistico. Poi però bisognerebbe affiancare, questa è un po' la proposta, una gerarchia ecologica dentro la quale va ad immergersi e a interagire questa gerarchia genetica o genealogica. E la gerarchia ecologica che cos'è? È una visione dell'evoluzione dove invece i livelli sono organizzati in base al trasferimento di materia, energia e informazione tra gli organismi e le nicchie ecologiche e gli ambienti. Cioè una visione ecologica dell'evoluzione. Anche qua gli organismi sono la base fondamentale. Perché gli organismi ci sono sia nell'una che nell'altra? Perché l'organismo è sia il portatore delle variazioni genetiche, è il soggetto fondamentale del gioco precedente, ma l'organismo è anche il vero interattore, cioè è il protagonista delle interazioni con l'ambiente. Quindi è replicatore e interattore, no? 2 termini classici che noi usiamo. È il portatore della replicazione, ma anche delle interazioni con l'ambiente. E allora l'idea è di prendere queste 2 gerarchie, di mescolarle insieme, di matcharle, di accoppiarle. Vedete che la base di questo schema è la selezione naturale, perché la selezione naturale che cos'è? Pressioni selettive, cioè il lato ecologico della gerarchia, variazione genetica che si incontrano. Vedete, questo è un modello molto generale, ma il nostro mestiere è questo, no? Trovare dei modelli molto sintetici per spiegare tanti fenomeni diversi. Tutti i processi selettivi, anche per quanto diversi siano, hanno tutti questo schema: pressioni esterne, ecologiche, variazione genetica interna e l'incontro, volta per volta, dà l'esito selettivo. Quindi queste 2 gerarchie che si incontrano, ed ecco anche perché questa è una teoria, è un modello perfettamente neodarwiniano, perché la selezione naturale, cioè variazione e selezione, è proprio il cuore, è il perno, se volete, di questo schema. Solo ve lo faccio tanto vedere, non voglio entrare nei dettagli. Potremmo anche con questa idea della doppia gerarchia, cioè, diciamola così, la logica genealogica dell'evoluzione, trasferire, massimizzare l'informazione genetica, diffonderla il più possibile, quindi espansione, diffusione, trasmissione dell'informazione genetica sulla destra e sulla sinistra il gioco ecologico, le interazioni ecologiche, si potrebbe addirittura applicarla anche dall'organismo in giù, se volete. E da questo punto di vista si potrebbero vedere modelli interessanti per esempio, l'epigenetica, sulla trascrittomica, insomma, vederla da questo punto di vista. Per esempio, nel libro di Chicago University Press, un genetista canadese insomma, che pubblica molto bene, molto interessante, che è Ryan Gregory, propone, in modo un po' provocatorio, una visione ecologica del genoma, cioè considerare il genoma come una sorta di ecologia complessa, dove i geni hanno dei ruoli gerarchici, geni che fanno un mestiere, geni che regolano altri geni, geni interruttori di questi geni e così via. Quindi una visione gerarchica ed ecologica addirittura all'interno del genoma. E a Washington, quando abbiamo presentato questo lavoro alla metà di settembre alla National Academy of Sciences, ha portato proprio Ryan Gregory questa idea, per esempio, dell'analisi dei trasposoni come degli elementi egoisti all'interno di questa ecologia del genoma. Quindi una cosa suggestiva che riprende questo modello. Chiudo semplicemente facendovi vedere allora perché ho scelto le estinzioni di massa. Questo è uno schema proposto da Niles Eldredge, che è uno dei curatori del libro insieme con me, con il quale abbiamo lavorato molto su questo modello. Vedete sempre le 2 gerarchie e qui vedete queste interazioni bidirezionali tra le 2 gerarchie, cioè la gerarchia ecologica e la gerarchia evoluzionistica e genealogica che interagiscono tra di loro. Allora, che cosa sono le estinzioni di massa? Sono sostanzialmente dei fenomeni in cui la gerarchia ecologica diventa preponderante provvisoriamente, cioè grande cambiamento su larga scala delle regole del gioco ecologico, che si trascina dietro, che
investe e stravolge la gerarchia genealogica, cioè il gioco normale che stava succedendo in quel momento nell'evoluzione, con specie specialiste, più generaliste, nicchie ecologiche sostanzialmente ben occupate. A un certo punto avete questo sconvolgimento, al termine del quale però cosa succede? La gerarchia genealogica torna a fare il suo mestiere, cioè va ad occupare le nicchie ecologiche lasciate libere e torna dal basso a produrre di nuovo la biodiversità. E questo può spiegare abbastanza bene anche quello schema di fondo che vi ho fatto vedere all'inizio, con la biodiversità che cresce sempre di più, però ogni tanto ha dei drop, ha dei cali improvvisi. Una domanda interessante alla quale stiamo lavorando adesso è questa, e chiudo. La sesta estinzione di massa, come vedete, ha delle caratteristiche molto simili alle 5 precedenti, tant'è che la chiamiamo sesta. Però siamo davvero sicuri che sia potente soltanto come le altre 5? Perché qualcuno sospetta che la sesta forse potrebbe essere più letale delle precedenti, perché è molto più veloce delle precedenti, e un tema che già Edward Wilson poneva qualche anno fa è: con questa velocità di cambiamento degli ecosistemi in peggio, prodotta da Homo sapiens, siamo sicuri che la biodiversità abbia quel tempo di recupero, di recovery, come si dice, che tutto sommato nelle 5 grandi estinzioni del passato ha avuto o no? La risposta di Wilson è no, perché lui è pessimista, però come sapete Wilson ha pubblicato qualche mese fa un libro che vi consiglio tanto di leggere se non l'avete già fatto, bellissimo, che è Half Earth, metà Terra, dove da grande visionario, e chiudo su questo, dice: negli ultimi 20 anni vi ho dato un sacco di messaggi pessimisti sulla sesta estinzione di massa. Lui ha 85 anni, dice: il mio testamento adesso però voglio che sia ottimista. E si è messo con gli statistici di Harvard e con dei matematici bravissimi come Michael Novak e altri a fare un calcolo, che sembra una follia, però secondo me è molto interessante. Ha calcolato quanta superficie terrestre dovremmo smettere di distruggere e lasciare agli habitat che ha adesso per interrompere la sesta estinzione di massa. E gli è venuto fuori una percentuale del 50-52%, cioè mezza terra. Però attenzione, considerando anche oceani e mari. Dovremmo cioè decidere, senza rendere disabitata questa mezza terra, ma lasciando tutto com'è semplicemente, decidere che mezza terra smettiamo di distruggere, di frammentare gli habitat, di diffondere specie invasive. Questo basterebbe per portarci a un plateau, cioè per interrompere questo processo. Quindi diciamo una provocazione interessante dove ancora una volta, tra l'altro, biologi, matematici, perché anche in questi modelli lavorano molti matematici, collaborano insieme per produrre questi modelli. Scusate se l'ho fatta troppo lunga, ma volevo raccontarvi un po' questo esito di questo modello. Grazie.